paio di minuti a testa, ragazzi, non di più. Ok, perfetto, grazie. Basta qua. Allora, ovviamente non si può riportare tutto quanto è stato discusso perché, come al solito, poi al di là degli argomenti, delle domande, insomma, poi si discute un po' anche di altre questioni. Allora, nel nostro gruppo, relativamente alla prima domanda, è possibile ricostruire la rottura di memoria che caratterizza questo tempo e distanza delle generazioni? Allora, la ricostruzione implica una relazione, si diceva, e si è posta in evidenza una problematica reale oggi, evidente, che è quella dei tempi. La relazione richiede anche dei tempi adeguati, no? Cosa che diciamo in epoche precedenti con i ritmi più lenti, no? Si faceva riferimento ad esempio alle generazioni cresciute in realtà rurali, ad esempio, in cui i tempi sono legati alla lavorazione della terra, per cui tutto molto dilatato, le comunità avevano il tempo e la necessità anche di relazionarsi, di aiutarsi uno con l'altro, di raccontare, no? Di raccontarsi. Ecco. Oggi i tempi sono ovviamente tutti estremamente, non molto compressi, estremamente compressi e sempre di più, per cui anche quindi c'è necessità anche di recuperare il valore del tempo, proprio il valore dei tempi adeguati per avere una relazione. Si diceva anche è importante raccontare da parte nostra di adulti verso i ragazzi, ma è altrettanto importante anche saper ascoltarli, saper accettare le loro istanze e saper comunicare anche sul loro terreno, che non è più il nostro terreno. Per cui si diceva anche linguaggi diversi, codici di comunicazione diversi, che sarebbe opportuno insomma che imparassimo, che capissimo quantomeno. Loro tra di loro si capiscono benissimo, siamo noi che non capiamo alle volte. Ma questa è una questione insomma che se ripensiamo alla nostra situazione di giovani, con i nostri padri, no, con i nostri nonni, sono situazioni che ciclicamente si ripropongono per ogni generazione. Quando i nostri ragazzi oggi saranno adulti come noi, probabilmente la generazione successiva avrà altre cose. Questi sono problemi ricorrenti, sta a noi starci dentro. Poi si diceva perché una volta la relazione con i nostri genitori, con i nostri nonni era più feconda sul fatto di trasmettere i valori, per cui loro riuscivano a trasmettersi dei valori, cosa che oggi sembra che i ragazzi non abbiano altrettanto. Allora si faceva riferimento sul fatto, ad esempio, che i nostri nonni ci raccontavano, ad esempio, le loro esperienze di guerra, per dire, no? Cioè esperienze nelle quali noi che ascoltavamo capivamo che per raggiungere la libertà, per raggiungere la democrazia, per queste cose, no? Qualcuno si è rimesso la pelle, loro stessi hanno fatto qualcosa per questo. E si diceva che la nostra generazione probabilmente non è in grado di trasmettere altrettanto efficacemente queste cose, questi valori, perché di fatto noi abbiamo vissuto nella comunità. Noi non abbiamo lottato per qualcosa, non ci abbiamo rimesso per qualcosa, anzi abbiamo vissuto in un'epoca, fortunatamente, fortunatissimi siamo stati, in cui l'economia va bene, il lavoro c'è, i soldi ci sono, chiudiamo la porta del nostro appartamento, non abbiamo neanche più bisogno del nostro vicino di casa, siamo autosufficienti in tutto. E forse
questi sono i valori che noi abbiamo trasmesso ai nostri e che loro, più che trasmesso, che loro hanno capito di noi, che loro hanno capito di noi. Quindi noi probabilmente non abbiamo alle spalle delle esperienze tali da trasmettere ai nostri ragazzi. Poi si diceva sempre sulla ricostruzione della memoria, non è, come si può dire, non è positivo assolutamente la nostalgia, il trasmettere la nostalgia di come era per una volta, ma dobbiamo essere capaci di abitare questo tempo e dobbiamo essere in grado di vedere e di cogliere il buono e il bello che c'è. Cioè, i nostri ragazzi non sono tutto da buttare, tutto. Seconda domanda, persona o cosa? Certamente. Scusate, allora chiudo qua. Allora, persona o cosa? Sicuramente persona. Diceva prima il relatore, non pensare ma consumare. Noi ci siamo detto scarpe e piedi sul consumismo, aiutati dai social, dai telefonini e quant'altro, per cui qui sta a noi. Lo scautismo riesce ancora? Sicuramente sì, un grande sì, perché è ancora per fortuna un territorio di libertà per i nostri ragazzi, in cui loro possono mettersi in gioco, testa e piedi, senza la rottura di scatola dei vecchi, degli adulti che gli stanno sopra e che lì possono vivere la loro libertà, sperimentare democrazia, politica, nobile e quant'altro, valori e quant'altro. Scusatemi, ciao. Grazie. I lavori dei gruppi poi saranno appunto pubblicati. Allora, noi ci siamo concentrati sul concetto di memoria, perdita di memoria però come esperienza, quindi qualcosa che rimane, che segna una persona e quindi rimane sempre con sé. L'importante è che non dimenticarsene, cioè di non fare più memoria, vuol dire dimenticarsi di quello che siamo. E molto spesso ci siamo detti qualcosa, abbiamo questa rottura di memoria perché qualcosa che non portiamo più avanti perché forse non ci crediamo più e quindi non sono tanto gli strumenti che si possono usare per raccontare, ma è proprio il contenuto che forse ci manca. Quindi molto spesso noi stessi siamo quelli che non portiamo avanti una memoria magari, quindi dei valori. Abbiamo appunto evidenziato il fatto che per relazionarci con le generazioni più giovani, chiaro che siamo troppo lenti, ma meno male che siamo lenti perché secondo me il tempo ha una cadenza, meno male, molto lenta, molto più lenta di quello che la vita, i mezzi, gli strumenti, la tecnologia ci porta ad essere più veloci a non pensare, vai veloce a non pensare. E invece noi per fortuna siamo più vecchi, camminiamo più piano, andiamo al passo di chi va più lento e quindi il tempo, dobbiamo recuperare il tempo ci può dare, è uno strumento utile che può essere necessario per agganciarci con una generazione che invece sembra che va velocissima ma avrebbe voglia di andare piano e quindi anche il tempo è uno strumento che possiamo usare per poter raccontare cosa? Raccontare, testimoniare, essere, siamo detti apostoli, ma anche ricercatori, cioè non già arrivati, ma persone che hanno ancora qualcosa da imparare e da passare. Quindi i giovani aspettano che noi di rallentare, che vi insegniamo a rallentare, in modo che possiamo passare delle informazioni, una memoria che sia concreta, vissuta, testimoniata, quindi sì, esperienze, valori, quindi strumenti adeguati. Io sono da parlare di linguaggi, adeguiamoci ai linguaggi che, io non voglio adeguarmi ai linguaggi che
stanno usando i giovani adesso, io uso il mio linguaggio come mio nonno ha usato il suo linguaggio e il mio padre lo stesso e il mio nipote userà il suo. Io uso il mio che ho acquisito nella mia esperienza, nella mia memoria, quindi non voglio acquisire altri se non come strumenti così en passant. Io sono quello che ho costruito nella mia vita, quindi devo passare questo, non devo cercare di essere tecnologica perché se no non passo ai giovani la mia conoscenza. Basta da qua. Grazie. Sì. Allora, l'importanza della memoria e la rottura della memoria si può solo combattere in certo senso. È stato fatto l'esempio, no, che le persone più anziane pensavano alla memoria come un salvadanaio nel quale mettere dentro e non dimenticare mai di comunicare con i giovani certi valori, ma anche i più piccoli, continuamente ripetere, perché qualcosa resterà sempre e verrà fuori al momento opportuno. Ecco, questa pazienza, questo rispetto della persona, che poi si riallaccia alla seconda domanda, cioè avere sempre nei riguardi delle persone giovani quel rispetto che si deve alla persona, che naturalmente non è di sicuro una cosa. Poi si diceva di essere soprattutto dei testimoni credibili, perché già questa è un'arma contro la rottura della memoria. Se tu riesci a testimoniare e ad cercare anche dei luoghi di incontro con un impegno personale, questa è la testimonianza dell'impegno personale. Questo naturalmente in ambito nostro, in ambito Masci, anche a livello comunitario, riuscire a testimoniare anche a livello comunitario questo impegno sarebbe un'arma, se vogliamo usare questa brutta parola, contro la distanza fra le generazioni. E poi se lo scautismo riuscirà, cioè i valori che noi che abbiamo cercato di introiettare dentro di noi per poi testimoniare come valori legati al metodo scout, riusciranno ad essere trasmessi. Ci sono delle difficoltà obiettive però negli incontri, perché naturalmente siamo d'accordo con quanto è stato esposto, che l'individualismo è tutto veramente fa difficoltà. Anche la difficoltà fisica di incontro fra persone di una certa età e fra giovani, mancano i luoghi. Già noi penso dobbiamo avvalorare questa facilità che abbiamo, che la nostra associazione considera tutte le generazioni, dovrebbe essere un aiuto a trasmettere. E anche, questa è un'osservazione che faccio io, noi siamo anche fortunati ad avere questi luoghi dove possiamo discutere di queste difficoltà che effettivamente la nostra società una volta non aveva. E quindi un'altra cosa che è stata messa in evidenza è quella di aiutare i giovani, anche se non vorrei essere retorica, dire bisogna cercare di essere un po' maestri. Non è questo il punto, però aiutare i più giovani a far discernimento, a pensare alle cose, e questa sarebbe un'opportunità, almeno così. E soprattutto noi adulti, se riusciamo a trasmettere che è necessario avere dei punti fermi, anche e riuscire a dargli delle motivazioni però a questi punti fermi, non basta essere, e anche soprattutto secondo me, almeno io reputo che questo sia il caso, cioè di essere abbastanza elastici
nell'affrontare le cose. Grazie. Gruppo 3, molto sintetico. Allora, noi come adulti scout o genitori o nonni o educatori dobbiamo essere prima di tutto credibili di fronte ai giovani, sempre con l'esempio, essere positivi, non giudicanti, ascoltare e portare il passato facendolo diventare parte del presente. Riuscire ad interloquire con i genitori e portarli a partecipare agli eventi dei figli scout solo come spettatori e non che abbiano la possibilità di interferire negli educatori. Grazie. Buongiorno, gruppo 6. Anch'io cerco di essere abbastanza succinta nell'esposizione. Allora, noi soffriamo per le scelte dei nostri figli, ma dobbiamo cambiare prospettiva. Dobbiamo avere una visione ottimista ed intercettare le loro domande, esserne disponibili a darne risposta. Il loro vivere a contatto con i giovani ci fa vedere e conoscere la bellezza e cose diverse. Se non viviamo con i giovani diventiamo pessimisti. E abbiamo visto che invece il contatto con i giovani ci dà quella carica per poter essere più positivi e quindi ad affrontare anche imparando da loro e aumentando il nostro bagaglio di esperienza. Poi dovremo anche assumere quell'atteggiamento di non aver paura di uscire dalla nostra zona comfort e di comprometterci individualmente anche con la politica e proporre il bene comune ed i nostri valori come e senza demoralizzarci, cioè il vivere l'esperienza personale, il vivere anche nella politica. Non dobbiamo aver paura della politica, la politica la facciamo in qualsiasi momento, anche in questo momento stiamo facendo politica, però esprimerci anche politicamente ci dà la possibilità di vivere tante realtà e di riportarle anche nella nostra persona e anche alle persone che ci stanno vicino oppure anche alle nostre comunità. Però dobbiamo anche testimoniare, avere coerenza e credibilità e di pensare, non pensare di farcela da soli, ma creare reti tra adulti, stimolare motivi di incontro tra generazioni e dare spazio e continuità tra la nostra generazione e la generazione dei giovani. Grazie. Allora, il gruppo 7. Allora, prima di lasciarci sopra, c'è stato adesso mi scuso con il nome, non mi ricordo il nome, che prima di spostarsi con la sedia mi ha ricordato una cosa. Quindi alzi la mano chi da giovane è stato premiato giovane alfiere. Nessuno. Ieri il Presidente della Repubblica ha premiato 20 giovani alfieri. Quindi dobbiamo guardare un attimo anche i giovani con un po' di fiducia. E questa è stata la chiusura dei nostri lavori. Però a parte questo, il primo paletto che abbiamo messo è stato per piacere nei rapporti con i giovani andiamo oltre i rapporti con le GESCI. Dobbiamo guardare un attimo oltre. No, non ci sono solo i giovani scout delle GESCI, dobbiamo guardare oltre. E allora i due ambiti che abbiamo individuato sono i nostri figli e l'ambiente più prossimo, l'oratorio. E ci siamo chiesti, anche attraverso alcuni esempi, no, ma dove c'è il cortocircuito tra noi, i nostri figli, noi e la difficoltà di fare il catechismo oppure la difficoltà di intercettare i genitori che portano i ragazzi al catechismo.
Queste erano le domande. Intercettare laddove c'è il cortocircuito. E in questo cortocircuito abbiamo capito che la prima cosa è saper ascoltare. E la seconda è, da adulti, individuare e costruire, quando diciamo dobbiamo metterci in gioco, il gioco ha bisogno di alcune regole e queste regole dobbiamo riuscire a costruirle insieme. Non dobbiamo noi dettare delle regole, ma dobbiamo costruirle insieme. E dopo abbiamo detto quanto possa essere importante l'esempio e la testimonianza, quindi ci si ripete l'essere testimoni credibili con e senza il fazzolettone. Abbiamo detto che comunque lo scoutismo, essere scout e quello che abbiamo dentro è un valore aggiunto, ma lo dobbiamo riuscire a esserlo, no, anche senza il fazzolettone. E quando si parla di scoutismo si parla di stile, no? Allora, a chiusura di tutto, abbiamo trovato uno stile che racchiude l'ascoltare, la disponibilità, racchiude tante cose, che però è la chiave di successo di relazioni. Chiudo. Nella bellissima storia che ci siamo detti da raccontare, che è la buona novella, in quella buona novella c'è una canzone che ha come chiave di tutto quanto è creare quel famoso "e fu il calore di un momento". Se riusciamo anche solo per un attimo a sfondare, cioè a trovare quel calore di un momento, riusciamo certamente a sfondare le porte tra generazioni diverse e tra persone diverse. E chiudo proprio nel costruire le relazioni. Noi abbiamo voluto mettere insieme tutte le nostre storie di genitori, di chi lavora con gli scout e chi lavora in oratorio, e li abbiamo annodati, ipoteticamente pensando che in questi nodi ci siano anche gli altri, quindi più giovani di noi. Grazie. Devi essere tu l'ultimo, però. Devi essere tu l'ultimo che chiudevi tutto per bellezza. No, io faccio solo 3 parole, molto semplici, anche perché tante sono già venute fuori con gli altri gruppi. Allora, cosa fare noi con questa rottura? Noi dobbiamo solo ascoltare, sapersi mettere in dialogo, testimoniare che siamo continuamente in crescita, cercare di essere testimoni con gli impegni di ogni giorno, essere noi stessi e solo una domanda: la Chiesa in questi anni quanto ha ascoltato? Forse, se tanti credenti non ci sono più, forse qualche domanda dovrebbero farsene anche loro. Grazie. Perché è già in ritardo, perché Giuseppe doveva già partire un quarto d'ora fa. La terza domanda è: lo scoutismo riesce ancora a intercettare domande di senso dei giovani? Io domando, e l'avevo chiesto anche a Dotti, la testimonianza solo basta per far riflettere, per essere una proposta educativa? Le persone, secondo la tua esperienza, i tuoi riscontri, riescono anche soltanto ascoltando e non vivendo esperienze a cambiare la loro vita, a educarsi? Perché a noi lo scoutismo è insegnato che passa attraverso le esperienze, attraverso l'interiorizzazione delle esperienze,
la condivisione delle esperienze, e questo è il passaggio perché facciamo autoeducazione. Lascio ripetere i documenti sociali. L'ha già detto lui. Si è già risposto. Ti sei già risposto nel senso che l'ascolto fa parte del vivere. L'ascolto, uno porta il suo vissuto. Voi avete parlato di raccontare, avete parlato di ascoltare, fa parte del vissuto. Io ho chiesto una domanda a voi scout, io sono stato scout 3 anni tanto tempo fa, e quindi vedo che avete giovani scout, gli scout sono, insomma, non so quanti siano, però ne vedo che da noi sono gli scout, sono abbastanza i ragazzi, insomma. E gli scout fanno esperienze, ma nel fare esperienze non si ascoltano? Dicevo io la domanda, nel fare esperienze non si... io penso che sia legato, Noi viviamo uno scautismo da adulti, quindi il nostro problema è capire se adesso viviamo questo tipo di esperienze, se esiste sto scautismo degli adulti. Ah, se esiste il vostro scautismo degli adulti? Se lo viviamo. Siamo ambito educativo per gli adulti che ci sono intorno. Siamo segno politico. Questo dipende da quello che siete voi. Se lei lo domanda con provocazione, io non sono uno scout, io posso dire quello che sono come docente. Voi avete anche detto prima, appunto, diceva Manuele Kant, non dobbiamo insegnare pensieri, dobbiamo insegnare a pensare. E questa è la vostra missione. Io nel mio piccolo cerco di farlo, di esserlo. Io racconto, perché i ragazzi di oggi, ecco, fare lo scout penso sia molto importante, perché per esempio i ragazzi di oggi non fanno neanche più il militare. Vi assicuro che quando io racconto ai miei ragazzi, che erano ufficiali degli alpini, i ragazzi mi ascoltano, mi fanno 3000 domande. Allora, le esperienze che possiamo aver fatto noi, che grazie a Dio non abbiamo fatto la guerra, così come gli racconto di quelli che hanno fatto la guerra, no? Dei nostri soldati, di quelli che sono morti per la libertà, per la democrazia. Io racconto quello che posso raccontare. E voi siete scout, penso che possiate raccontare le vostre esperienze scout, o no? Immagino di sì. Se avete contatto con i giovani e poi voi immagino siate scout, quindi evangelici, in mezzo ai luoghi dove vi trovate, non so, dove lavorate, suppongo, o no? Dove vi trovate a fare comunità. Io penso questo, non saprei come altro, voglio dire. Lei ha detto come faccio a essere educativo come scout, lo volevo insegnare lei a me. E, se lei è contagioso col suo vissuto, che è fare, ma anche ascoltare, ma anche raccontare, o no? O no? Stiamo dialogando, No, dica perché non riesco a capire. Io ho capito. Io ho capito che lo scautismo passa attraverso esperienze concrete interiorizzate. Allora, siamo educativi in questa società con gli adulti, con altre fasce di età, soltanto con la testimonianza, ma a noi hanno insegnato però che il gioco ci insegna ad essere i primi, gli ultimi e i penultimi. E cosa vuol dire testimonianza? Nel suo caso testimonianza vuol dire anche fare esperienza o no? Sì, chiaro, questo io penso di Ma sì. gli adulti che ci sono intorno riescono a cogliere questi valori che... Io spero di sì, anch'io vado a messa e quelli della mia generazione che insegnano con me non vado a messa, loro sanno che vado a messa. La mattina quando io vado a scuola, le 3 mattine che vado a scuola, 3 su 6, poi vado all'università, per diverso vado in cappellina, io entro in chiesa, i ragazzi vengono in chiesa la mattina, vengono in chiesa perché hanno freddo, non giocano col cellulare, sto scherzando, non sanno dove sono, si fa la croce 1 su 20, li vedo. L'unica cosa che fanno, perché ho informato alcuni dei miei, stanno zitti. Quando ci sono io le altre 3 mattine non lo so, chiaro? Perché
perché anche il buon Don Camillo non riesce a tenerli, capito? Però sono anche buoni, non sanno dove sono. Contente le mamme, mia figlia viene in chiesa, dico sì signora viene in chiesa perché ha freddo, tant'è che se arriva i bussi mettono a richiamarmi, perché questi muoiono da soli. Però voglio dire, ho tutta pessima, mi rendo conto, ma io spero di sì, cioè cos'è che possiamo fare? Teresa diceva se una goccia nell'oceano metti la tua goccia, qualcosa cambierà, sì o no? Quindi questo penso, io non sono in grado di dirle, spero di sì, spero che gli scout siano contagiosissimi per quanto mi riguarda. Mi auguro che siate contagiosissimi. Vedo che gli scout nel mondo cattolico tra i giovani mi pare che siano una bella rappresentanza, mentre purtroppo sono pochi in azione cattolica, mi risulta, magari mi sbaglio, però gli scout sono ancora importanti e quindi posso dirle sì, gioisca perché, sì, perché c'è un'ereditarietà, l'avete raccontata voi adesso, insomma. Quindi vi ringrazio, vi auguro della speranza anche. Comunità di Petter e Belluno hanno pubblicato questo libro che si chiama Esci, dove ci sono una serie di preghiere, considerazioni dal punto di vista di a proposito di educazione. E poi noi vogliamo lasciarti questo nostro questo libro l'ha pubblicato, l'ha scritto il nostro presidente del Masci, Massimiliano Costa, e te lo vogliamo regalare, così vai ad approfondire qual è la nostra via. Va bene? Grazie comunque della tua Un spirito di ringraziamento a Giuseppe per la disponibilità e per la chiarezza con cui ha esposto il suo modo di vedere un po' la realtà odierna.